sappiamo che le alterazioni del nervo olfattivo, il bulbo olfattivo, è parte del sistema nervoso centrale e che questo distretto rientra anche nei circuiti che noi chiamiamo del sistema limbico, per cui i nostri ricordi olfattivi sono molto importanti nel determinare un po' quello che è anche la nostra memoria emotiva autobiografica. Partirà da Padova e Treviso uno studio coordinato dal neurologo Angelo Antonini, che gestisce l'unità Parkinson e disturbi del movimento di Padova presso la clinica neurologica dell'azienda ospedaliera, che segue più di 1500 pazienti con Parkinson e altre malattie neurodegenerative su disturbi a lungo termine legati al Covid-19. Una delle caratteristiche della malattia, infatti, è la perdita del gusto e dell'olfatto. A 3 mesi dall'inizio dell'epidemia sono molti pazienti che, pur guariti, ad oggi ne restano senza. Queste sono alterazioni possibilmente a lungo termine del virus, quindi forse non si guarisce completamente. Il virus è sparito, ma rimangono dei deficit. Lo studio durerà 2 anni ed è voluto proprio per cercare di fare chiarezza sulla genesi di alcuni disturbi neurologici. Durante il periodo di ricovero ci sono state manifestazioni neurologiche, le hanno descritte molti gruppi. Noi abbiamo visto alterazioni tipo crisi epilettiche, encefalopatie su base infiammatoria, purtroppo qualche caso di ictus cerebrale di tipo ischemico o più raramente anche emorragico. Però diciamo nella maggior parte dei casi queste alterazioni poi si sono risolte con il risolversi anche della malattia, magari lentamente ma progressivamente. L'unica alterazione che rimane neurologica è questa qua olfattiva e parzialmente gustativa, non ce ne sono altre.